Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo martedì 6 di agosto. Allora, tanta cronaca anche oggi, ma anche la politica, perché c'è bufera in regione con attacchi che arrivano da più parti rispetto all'ipotesi di aumento dell'IRAP, su cui interverrà tra pochissimo, dovrebbe cominciare a minuti la conferenza stampa dell'assessore Calzavara per fare chiarezza e dare le indicazioni su quelle che sono le linee dell'amministrazione regionale rispetto all'aumento di questa imposta, che naturalmente viene vista di malo modo dalle categorie economiche già alle prese con una serie di problematiche, per cui sentiremo poi cosa verrà detto e soprattutto se verrà commentato quello che è l'attacco che arriva da più parti, in particolare da Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, rispetto a quello che sono i costi della Pedemontana da pagare che motiverebbero questo provvedimento, ma staremo a vedere cosa dirà appunto l'assessore Calzavara. Allora, vediamo in regia oggi Andrea Basso e Tommaso Migot per capire se ci sono già collegati da Preganziol la nostra Francesca Bozza con Simone Merlo. Dovremo averli tra pochissimo perché ci sono delle novità sul furto di canne d'organo di cui vi parliamo da qualche giorno, furto perpetrato a Preganziol. C'è una svolta rispetto a questa vicenda perché alcune delle canne rubate sono state ritrovate. Allora, vedo che si sta preparando la nostra Francesca Bozza. Francesca, vediamo se sei già pronta con Simone Merlo per dirci cosa è successo. Eccola qua. Buongiorno Francesca, sei in diretta. Buongiorno Lina e buongiorno ai telespettatori. Siamo tornati nella chiesa di San Trovaso di Preganziol perché c'è un lieto fine nella vicenda del furto che aveva interessato questo organo, antico organo ottocentesco che sta inquadrando ora Simone Merlo. Vi avevamo raccontato del furto di 19 canne e le canne sono state ritrovate nel pomeriggio di ieri dall'organista Manuel Copertino, che avevamo intervistato, che ci aveva raccontato anche del furto di 20 canne dalla chiesa di Mogliano, di San Marco Evangelista in Ronzinella a Mogliano. Ebbene, Manuel ieri doveva suonare ad un funerale, insieme al sacrestano si è recato dietro all'altare maggiore della chiesa di Santa Maria Assunta di Mogliano, dove ci sono solitamente sono riposti i libri dei canti e le prolunghe per il coro, e da lì ha visto sbucare un oggetto metallico. È andato a guardare meglio e ha visto che si trattava di una canna dell'organo che era stata inserita in un sacchetto di plastica dove sono state ritrovate anche le canne, le trombette, questo è il termine tecnico, più piccole, e quelle che vedete nella parte più bassa dell'organo della chiesa di San Trovaso. Naturalmente tutti gli involucri sono stati portati dai carabinieri, che hanno potuto verificare che si trattava effettivamente delle canne la cui scomparsa, il cui furto era stato denunciato, e hanno provveduto a restituire tutto a Don Daniele, parroco di San Trovaso, che abbiamo appena avvicinato. Dice: siamo felici, tutto, anche quello, il vostro lavoro, riferendosi ai nostri servizi, probabilmente è servito a far pressione sui ladri che hanno deciso poi di riconsegnare tutte queste canne. Ci spiegava l'organista che 3 sono danneggiate, cercherà ora di risistemarle, mentre la canna più grande posta nella parte retrostante dell'organo, anche questa è ammaccata, ma l'ammaccatura resterà, non sarà più possibile recuperarla. Comunque a San Trovaso, insomma, si tira un sospiro di sollievo per questo ritrovamento, e il parroco che aveva annunciato con dei cartelloni affissi all'esterno delle 2 chiese che le avrebbe tenute chiuse proprio per salvaguardarle da ulteriori furti, oggi dice: sono consapevole che le chiese vanno tenute aperte, quindi penserò ad una apertura a tempo, un po' come funziona nei cimiteri, ma per consentire ogni giorno ai fedeli di entrare in chiesa e fare una preghiera. Queste sono al momento le novità. Restano ancora da ritrovare invece le 20 canne rubate dalla chiesa di Mogliano, e naturalmente le indagini per questo furto vanno avanti, ma vanno avanti
avanti anche le indagini per risalire i responsabili del furto delle canne poi riconsegnate ieri appunto nella chiesa, nel Duomo di Mogliano. Da San Trovaso di Preganziol al momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza e Simone Merlo per questi aggiornamenti. Lo avete sentito, caso di San Trovaso risolto, vedremo Mogliano come evolverà a questo punto. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie su cui punta l'home page del Gazzettino. Oggi naturalmente alcune provengono da fuori regione, come il caso delle due ragazze, una trovata senza vita, l'altra gravissima a Pavia, si erano allontanate da un gruppo di amici in monopattino. E poi invece la storia tutta di casa nostra purtroppo della signora Clara, morta per un malore sul divano. La pensionata vittima della tecnica dell'abbraccio sognava di rivedere la sua catenina d'oro. Altra vicenda di cui parleremo dopo: anziana, lascia tutti i suoi averi in eredità, una bambina orfana, il gesto d'amore della 75enne, anche lei abbandonata da piccola. Poi dal Polesine, figli condannati, la madre non può diventare italiana, respinta la domanda di cittadinanza attesa dal 2015, famiglia non integrata. Gazzettino che torna anche sui casi che non hanno ancora trovato una definizione dei contorni precisi. Intanto la tragedia al Redentore, la morte della giovanissima Linda Zennaro, morta in mezzo metro d'acqua davanti agli occhi del fidanzato, con la famiglia che invoca verità per la nostra ragazza. Anche la famiglia di Alex Marangon chiede di capire come è morto il giovanissimo figlio. Il caso che è salito alle cronache nazionali è quello dell'abbazia di Vidor. I riti, la musica, la pozione, la scomparsa nella notte. Il giallo dell'estate ancora senza verità, i guaritori continuano a difendersi. E poi c'è un altro giallo che non ha ancora al momento un presunto colpevole. Vincenza, la cinquantenne morta massacrata nel casolare, la pista dell'assassino conosciuto nel sexy shop, più volte annunciato anche in questo caso annunciata una svolta che ancora però non si è vista. Gli investigatori stanno lavorando naturalmente. La vicenda IRAP ve la citavo poco fa, incidente a Santa Maria di Sala, ancora cronaca, auto esce di strada, Michele Bonaldo muore sul colpo. Queste le prime notizie dell'home page del Gazzettino. Allora andiamo a vedere ora un riassunto che ha realizzato il nostro Nicola Zanetti sul caso IRAP, ipotesi di aumento, lo avete sentito, in Veneto, che ha scatenato la protesta delle imprese e fa scoppiare lo scontro in maggioranza tra Forza Italia e Lega. L'appuntamento è per il 13 agosto a Palazzo Balbi, quando il caldo si farà sentire ben oltre le temperature esterne. Sul piatto c'è l'aumento dell'IRAP che in queste ultime 48 ore ha scatenato la tempesta economica e politica. Le categorie produttive sono già sul piede di guerra. Bel coraggio alzare le tasse, tuona Confindustria Veneto, seguita a ruota da tutti i settori, grandi, medi e piccoli, ben sintetizzati nelle parole del presidente di Casartigiani Veneto, Franco Storer. Non dobbiamo essere noi a pagare per l'ennesima volta gli errori di programmazione o gli sgambetti della politica romana al Veneto. Sull'aumento dell'IRAP siamo pronti a fare muro. Quasi sicuro però che l'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive diventerà realtà, perché il mantra di Zaia da sempre è non toccare l'IRPEF, ma da qualche parte i soldi in cassa devono arrivare. Una manovra da 40 milioni di euro che per la regione sarebbero ossigeno puro. Rialzo inevitabile, lo definisce lo stesso Zaia. Ora resta da capire di quanto aumentare e partendo da chi. Prima gli assessori indicheranno le loro necessità, poi decideremo, fa sapere l'assessore al bilancio Francesco Calzavara. Ma intanto al fronte delle polemiche delle categorie economiche si affianca quello, se possibile ancora più aspro, delle polemiche politiche. Dopo aver predicato per anni il Veneto tax free, attacca il segretario veneto del PD Andrea Martella, ora per il presidente della regione i nodi vengono al pettine, a cominciare dalla superstrada pedemontana, i cui costi insostenibili Zaia vorrebbe far pagare al tessuto produttivo e quindi anche ai lavoratori, con un colpo di mano agostano che dimostra lo stato di crisi delle finanze regionali. Ma i colpi fanno ancora più male se arrivano da un alleato di maggioranza come Forza Italia.
La Regione prima genera buchi di bilancio con la Pedemontana per aver firmato un contratto capestro con il consorzio SIS. Ora vuole che quel buco lo paghino le nostre imprese aumentando l'IRAP. Non lo possiamo accettare. È l'attacco del numero 1 degli azzurri in Veneto, Flavio Tosi. Negli ultimi mesi specializzatosi nel tiro al piattello, e il piattello è Zaia. Poco dopo arriva la replica della vicegovernatrice Elisa De Berti. Mi sento chiamata in causa come assessore alle infrastrutture e alla viabilità, commenta. La manovra IRAP nulla c'entra con la Pedemontana. Serve per investimenti in conto capitale, mentre il canone della Pedemontana viene pagato in parte corrente. Basterebbe avere certezza delle basi della norma di bilancio per capire che parliamo di cose completamente diverse. E continua. Chiarito questo, non possono ricordare come Forza Italia, il partito attuale di Tosi, governa con noi questa regione dal 2010 e lui stesso dovrebbe ben ricordare di essere stato assessore regionale quando nel 2006 ha approvato il progetto della Pedemontana. Tutto apparecchiato, insomma, per una delle riunioni di giunta più calde degli ultimi tempi. Questa è la ricostruzione, allora andiamo a sentire dalla viva voce di Calzavara a Venezia quelle che sono le intenzioni della Regione. Avrebbe già annunciato niente aumento dell'IRPAF e al vaglio appunto l'aumento dell'addizionale IRAP. Sì. Il Lazio incassa 1.717 il Lazio incassa 1.717 milioni con pro capite di 300, il Veneto incassa 34 milioni con pro capite di 7. Credo che questo dovrebbe mettere tranquilli chi si preoccupa della pressione fiscale nel Veneto e che non è mai il momento di mettere tasse, che una regione che nel corso di questi 15 anni grazie alla non applicazione di addizionali ha fatto risparmiare 17 miliardi ai veneti, credo che sia nei numeri e nella capacità di essere riusciti in tutti questi 15 anni, con i vari assessori che si sono succeduti, ma con l'indicazione da parte del Presidente di non applicare l'addizionale IRPEF, dei dati oggettivi sui quali sono dati MEF, questi sono dati che sono arrivati freschi dal MEF e sono i trasferimenti per quanto riguarda 23-24. Noi applicheremo e ripeto, quello che stiamo cercando di fare è un'operazione chirurgica, cercando di partire dai bisogni e dai bisogni trovare le risorse in maniera che si vada a tassare il meno possibile per le risorse che ci occorrono per garantire i servizi che fino ad oggi abbiamo garantito con i bilanci degli ultimi 4 anni, più alcune spese che si sono evidenziate nel corso degli ultimi mesi. E quindi l'idea è di applicare rispetto ai 184.249 attività produttive un addizionale per 146.694 di queste allo 0,10, 694 dello 0,10 e alle restanti 37.555 lo 0,50, per un gettito complessivo che sarà intorno ai 45-50 milioni, che è equamente suddiviso tra questi due codici Ateco. Cosa vuol dire in termini pratici poi, perché poi alla fine qual è la ricaduta? Abbiamo fatto alcune proiezioni, giusto per dare alcune dimensioni. A un bar, che ce ne sono tanti all'interno di questi cosi, costerà 14 euro in più all'anno. All'anno. A un mini market costerà 30 euro di più all'anno. Il Veneto è fatto di piccole e medie imprese, quindi abbiamo cercato un po' anche di dare qualche dato sulle piccole e medie imprese. A una piccola e media impresa con 1 milione di fatturato l'aumento sarà di 88 euro. A una piccola e media impresa con un fatturato di 5 milioni di euro 438 euro. Questa è un po' annuali. Ecco, questa è la dimensione dell'aumento che riteniamo possa essere, credo, sempre difficile da
da approvare, da proporre, da approvare, ma non mi sembra che possa stravolgere i bilanci delle aziende a cui andremo a chiedere un piccolo contributo per cercare di fare cosa. Abbiamo nel corso di questo ultimo anno alcune partite importanti che abbiamo la necessità di andare a finanziare. Abbiamo quella del contributo che l'anno scorso lo abbiamo salvato con una variazione di bilancio all'ultimo, che è il contributo alla finanza pubblica, che ci costa 16 milioni di euro. Abbiamo 8 milioni di euro in più per quanto riguarda le elezioni del 2025, sembra si facciano nel 2025, quindi dobbiamo prevedere il costo delle elezioni, perché non rientrando in un election day vanno a costo della regione. Abbiamo la necessità di finanziare gli ATER, che con la sentenza che in qualche modo vede i comuni richiedere l'IMU sono un po' in difficoltà di cassa, quindi abbiamo previsto altri 5 milioni per quanto riguarda minori entrate, perché di fatto vuol dire che lasciamo i soldi agli ATER che non li riversano integralmente. Ci sono un paio di milioni per tecnicamente si chiamano dei collegati, una serie di iniziative che hanno la necessità di essere finanziate, che va dalle frane dell'ARPA al fatto che ad esempio la Regione del Veneto il prossimo anno ospiterà il Festival delle Regioni, e su questo insomma c'è un finanziamento che deve essere puntuale ma trovato all'interno dei capitoli del collegato. C'è un po' di spese che crescono tra personale e materie prime, quindi riteniamo insomma di riuscire a coprire queste nuove esigenze con l'aumento dell'IRAP. C'è poi la necessità di generare anche un po' di cassa che ci permetta di prevedere il finanziamento per il 25 e per il 26 di due opere pubbliche importanti, ma ne parlerà la vicepresidente, insomma, che riteniamo siano attese dal territorio e possono trovare attraverso queste risorse ulteriore slancio, così come andremo a finanziare ulteriori 10 milioni sempre a debito per quanto riguarda gli impianti sportivi, visto che la graduatoria che abbiamo fatto l'anno scorso, poi magari ne parla l'assessore Corazzari, era di 8 milioni, ma le richieste sono state di 18 milioni, quindi abbiamo la necessità di andare a rifinanziare a debito ulteriori 10 milioni. Sulla partita invece pedemontana è una partita che esce da questi bisogni, perché riteniamo, attraverso una soluzione sulla quale stiamo lavorando in questi giorni, ci possa permettere di trovare le risorse adeguate per la copertura del 2024 e le coperture adeguate per il 2025, con un aumento rispetto a quanto preventivato dal piano economico finanziario, dal PEF del terzo atto aggiuntivo, di qualche decina di milioni di euro, non tantissimi insomma, ma non andrà a incidere sulle risorse che vengono generate da questo aumento dell'IRAP. Io direi di aver detto quasi tutto. Assessori, vicepresidente, se avete... sul bilancio della sanità, una cosa, questi servono a garantire, cioè tutte queste risorse servono a garantire la disponibilità discrezionale della Giunta, che era di 79 milioni, e che grazie a queste risorse viene confermata in 79 milioni. Io ho due domande. Sì. Ogni impresa all'anno, quando può pagare? Questo è difficile su 184.000, cioè sono codice Ateco, dipende sempre cioè, viene generata da quel... Poi la domanda è quanti sarebbero complessivi di 50? Da 50 milioni.
Sì, qui si va a stime. Allora, così per il momento l'assessore Calzavara, che avete sentito, ha spiegato quello che sarebbe l'impatto dell'aumento dell'IRAP e quelli che sono gli obiettivi da finanziare evidentemente con le risorse che la Regione incasserebbe in più. Allora, in attesa di sentire magari dopo un breve passaggio anche della vicepresidente De Berti su quelle che sono i lavori, gli interventi che verranno finanziati, l'avete sentito, nel 2026-2027 proprio da questi introiti. Andiamo in Val Brenta perché vedo pronto il nostro Mirko Cavallin che ci parla di quelli che sono i timori, no, del mondo della canoa. Mirko, perché è anche lì in previsione un intervento consistente in una zona che sappiamo essere la culla di moltissimi campioni di canoa e kayak, la Val Brenta, ma che si vedrebbe in difficoltà. A te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 con Cristian Roque Allende alla parte tecnica, Ivan Pontarollo di Ivan Team. Eh sì, questa Ivan è stata palestra di 3 ori olimpici, non uno. Ferrazzi nel 92, Molmenti nel 2012 e pochi giorni fa De Gennaro a Parigi. Quindi partiamo intanto da queste emozioni dorate. Sì, aggiungo il bronzo di Sydney e di Ferrazzi. Un campo slalom naturale, ce ne sono pochissimi in Italia, 2 o 3 forse, contro i 24.000 campi di calcio, che ha portato 4 medaglie olimpiche in pochi anni. Teniamo conto che la canoa è alle Olimpiadi dal 92, dunque dal 92 ad oggi abbiamo raccolto qui in questa piccola valle, la Val Brenta, 4 medaglie olimpiche. È una valle che è per la federazione diciamo palestra ufficiale, si può dire così. Ma non essendoci campi artificiali in tutta la nazione, mentre a dispetto gli altri ne hanno molti in tutto il territorio nazionale, Vastagna è decretato dalla federazione come centro federale di canoa nazionale, sia per la canoa discesa che per i rafting e anche per la canoa slalom, che è la disciplina olimpica. C'è però un rischio, questo è un fiume con una portata molto forte, adesso siamo intorno ai 40 metri cubi al secondo più o meno? Sì, dalle nostre stime è l'ideale, diciamo, per la navigazione perfetta in sicurezza e in massimo divertimento. Tenete conto che noi portiamo anche 40.000 ragazzi all'anno in questo fiume per l'attività didattica, assieme alle grotte di Oliero, al Ponte Subiolo e tutte le caratteristiche del territorio che abbiamo, nostre storiche. Come tutti i fiumi però è anche una risorsa idroelettrica, ci sono 6-7 dighe a monte e in previsione c'è un'altra che però ridurrebbe la portata in questo tratto di fiume dove si fanno queste attività sportive. Si ridurrebbe, diciamo, un 600-700 metri di tratto di fiume, dove però abbiamo tutti gli imbarchi delle attività sia del rafting che della canoa discesa e slalom e soprattutto gli spazi di manovra in sicurezza per portare tutte le persone che portiamo dei nostri mezzi di trasporto, sia dei natanti che anche delle persone. È un grave danno per il territorio, ma teniamo conto che ne abbiamo già dato come centrali idroelettriche, che qui ne abbiamo ben 6, e quella proprio a monte di questa nuova che andrebbe realizzata produce energia per creare bitcoin, dunque moneta elettronica. Dunque non siamo pronti a lasciare ancora un tratto di fiume Brenta, che è uno dei pochi in Veneto che abbiamo navigabili, per produrre bitcoin. Insomma è una questione che avrà ancora molto da dire anche per tutta la parte burocratica. Ivan, però parliamo anche di turismo. Qui vicino a noi ci sono alcuni appassionati che hanno appena terminato il loro tratto di fiume. Come sta andando questa stagione con tanta acqua? I prossimi giorni hanno previsto un caldo torrido. Noi invitiamo tutte le persone che vogliono stare vicino a casa in Veneto, a pochi chilometri, in un posto ventilato, come vedete, è una temperatura, un clima asciutto e temperato, è ideale, diciamo, anche il fiume in questo caso, sia per venire su qualche spiaggia, ma anche per fare l'attività sportiva e ludico-didattica della canoa del rafting. Ecco, chiedo a Cristian Roque Allende di inquadrare i canoisti che adesso come tradizione, insomma è una tradizione fare il tuffo dopo il tratto di fiume. Sì, questo percorso prevede il Brenta Raft della nostra azienda l'Ivan Team,
dove facciamo una sorta, dove facciamo provare, diciamo, l'acquaticità alle persone per prendere un po' di coraggio e anche godersi anche la nuotata in fiume e rinfrescarsi. L'ultima nota, Ivan, abbiamo raccontato purtroppo in queste settimane più a valle di tragedie nel fiume Brenta. Un'indicazione, due chiare, su come approcciare un fiume come questo? Beh, uno degli scopi nostri è anche quello del salvamento, l'autosalvamento che facciamo con le scuole, è sicuramente una cultura del fiume che in questi ultimi 10-20 anni con la Federazione Rafting e Canoa stiamo cercando di divulgare. Chiaramente un lavoro più massiccio nelle scuole con i dirigenti scolastici sarebbe più opportuno, perché i ragazzi, come abbiamo visto sul Natisone, si sono veramente messi in pericolo e questo dispiace perché poi perdiamo delle vite umane. Ma l'altro giorno io ho preso 2 ragazzi, li ho rimproverati e mi hanno detto: a cosa ti interessa a te? E questo mi è dispiaciuto anche la risposta, vuol dire che proprio non c'è la consapevolezza del pericolo in cui ricorrono. Invece il fiume è un posto bellissimo, poi con il caldo che sta arrivando ti assicuro, Lina, che stare qui con la brezza della Val Brenta è molto piacevole, quindi con questa nota di invidia ti restituisco la linea. Sì, non volevo sottolinearlo, Mirko, però l'avevamo pensato noi da studio. Allora, grazie a Mirko Cavallin, a Cristian Roque Allende e all'ospite naturalmente anche per queste immagini molto belle della Val Brenta. Allora torniamo alla cronaca con il sito, chiedo alla regia gentilmente di inquadrarlo se possibile, di Venezia Today, che dà appunto conto dell'incidente che vi citavo prima dal sito del Gazzettino: auto fuori strada in via Cavin di Sala, morto il conducente, ha perso la vita un uomo di 61 anni di Spinea. Sul caso avvenuto proprio in questa zona, lo vedete nella fotografia, indagano i carabinieri. L'incidente nella notte, siamo in territorio di Mirano, a poca distanza appunto dal confine con Santa Maria di Sala, con il SUV che è finito fuori strada per cause ancora da accertare. E invece ieri pomeriggio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Villorba intorno alle 16 perché in via Selghere un camion è rimasto incastrato, ecco lo vedete qua, nel sottopasso ferroviario. Davvero un brutto incidente, illeso l'autista fortunatamente, che però ha calcolato male le misure del cassone, rimanendo bloccato con la parte alta sotto la volta del tunnel. I vigili del fuoco accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza il mezzo, predisposto le operazioni per il recupero del camion da parte del soccorso stradale. Sul posto anche il personale di Rete Ferroviaria Italiana per eseguire i controlli del sottopassaggio e la polizia municipale, operazioni che poi si sono concluse intorno alle 19, quindi un pomeriggio di lavoro, questo lo avete visto, e sicuramente anche di stop al traffico vista la situazione. Ancora la cronaca, ci spostiamo a Padova adesso. Sono 3 i padovani appunto denunciati per la rissa in uno stabilimento di Gallipoli in Puglia, in Salento. Per 2 di loro è arrivato un provvedimento di allontanamento dai locali pubblici della città pugliese. Daspo urbano per 2 dei 3 giovani padovani coinvolti nella rissa sulla litoranea di Gallipoli, provvedimento che vieta loro di accedere a tutti gli esercizi pubblici della città pugliese per un periodo di 15 mesi. In totale sono 8 le persone denunciate, 3 giovani padovani e 5 addetti alla sicurezza del Lido Zen sulla litoranea di Gallipoli. Secondo quanto accertato dalla polizia, la rissa è scoppiata tra 2 gruppi di giovani, uno dei quali proveniente dal Veneto, per alcuni apprezzamenti rivolti a delle turiste della provincia di Padova. All'arrivo dei poliziotti, uno dei 2 gruppi era fuggito e sono stati denunciati una 22enne, un 27enne e un 29enne padovani, oltre che 5 addetti della sicurezza del Lido. Il 22enne e il 27enne hanno riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. E veniamo alla violenza che si è consumata invece nell'Alta Padovana durante una festa di paese. Un 17enne ha aggredito un ambulante di quasi 80 anni, è stato fermato dai carabinieri. I carabinieri di Carmignano di Brenta hanno arrestato un 17enne a Facca nel comune di Cittadella durante la sagra del paese. È accusato di minacce, rapina e lesioni personali ai danni di un commerciante ambulante di origine marocchina.
Tutto è successo nella notte del 4 agosto nella frazione della città murata durante il Facca Summer Fest. Il giovane ha avvicinato l'ambulante, l'ha minacciato e percosso per poi portargli via il marsupio con i suoi effetti personali e 140 euro in contanti. Il giovane si è poi allontanato. La scena però non è sfuggita a un passante che mentre lo seguiva allertava gli uomini dell'Arma che giunti sul posto hanno fermato il ragazzo in flagranza di reato e l'hanno accompagnato al centro di prima accoglienza di Treviso. L'ambulante, 79enne, è stato portato al pronto soccorso di Cittadella dove sono state curate le lievi ferite riportate. Una vicenda questa che ricorda un caso molto più grave, scusate, quello dell'uccisione a Udine con un pugno, lo sapete, dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga. Torna ad alleggerirsi la posizione di 2 dei 3 indagati per la morte dell'uomo. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha annullato l'ordinanza del GIP di Udine con cui si contestava a Daniel Wedam e Abdallah Douaima il concorso in omicidio preterintenzionale con il principale indagato Samuele Battistella. Nuovo colpo di scena nel caso Shinpei Tominaga. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha annullato l'ordinanza del GIP di Udine Silvia Carlotta nella parte in cui accoglieva la richiesta del PM Laura Collini di nuova imputazione per Daniel Wedam e Abdallah Jouma, rispettivamente 19 e 21 anni, di concorso morale in omicidio preterintenzionale, aggravando dunque la responsabilità dei 2. Con la decisione del GIP cade la nuova accusa e la posizione dei ragazzi assistiti dagli avvocati Maccarrone e Galletti si alleggerisce rispetto a quella di Samuele Battistella, esecutore materiale del pugno sferrato al volto di Tominaga, provocando nella caduta la morte. L'accusa di omicidio preterintenzionale rimane al momento solo per lui. Secondo appunto il Tribunale del Riesame non può contestarsi, o comunque diciamo così che non ravvede anche il Tribunale del Riesame i presupposti per questa nuova contestazione. Che ne sarà ora dei 2 ragazzi? Restano intanto ai domiciliari con braccialetto elettronico come conseguenza del reato di lesioni gravi contestato ad entrambi. Inizialmente erano tutti accusati anche di rissa aggravata, ma questo reato era caduto già in sede di primo riesame, quando fu stabilita la scarcerazione di Wedam e Jouma e disposti i domiciliari. Battistella invece resta in carcere, avendo deciso di non tentare la via del Tribunale della Libertà e attendere in cella il processo. Non c'è stato nessun tentativo di avvicinare i parenti di Shinpei Tominaga per chiedere perdono e per rammaricarsi di quanto accaduto in quella tragica notte tra il 21 e il 22 giugno. Il ragazzo sta iniziando soltanto adesso a riprendersi per quanto possibile, ovviamente, da questa tragedia. Sicuramente io ne parlerò, ne vedremo, ma come dicevo è una cosa che deve essere assolutamente spontanea. La partita però non si chiude qui. Il PM potrebbe riproporre l'aggravamento dell'accusa se dovessero emergere nuovi elementi dalle indagini. Il Tribunale della Libertà ha comunque già sconfessato questa linea da parte della Procura. Torniamo adesso in diretta da Venezia, dove la vicepresidente De Berti sta parlando delle opere che hanno bisogno di nuovi finanziamenti, lo svincolo della Statale del Santo e l'ospedale nuovo. Vediamo. La prima opera che va in gara sarà quella che verrà finanziata nel 2025 e l'altra nel 2026, però non cambia. Dipende se riescono ad andarmi a gara nel 2025 con la bretella di Cortellazzo. I 50 milioni nel 2025 li mettiamo sulla bretella di Cortellazzo, che teoricamente dovrebbe essere così. No, bretella di Cortellazzo, la bretella che va a Cortellazzo stanno studiando anche il potenziamento di via Roma Destra, la strada che va al ponte di Cavallino, ma quello sarà eventualmente un ulteriore intervento. Ok? Quindi 50 milioni sulla bretella di Cortellazzo e 50 milioni sull'allargamento della 308. Ecco perché io dicevo le risorse a me servono in conto investimento. Sì, accende il mutuo, sì.
Tutte e due opere molto richieste dalle associazioni di categoria, molto richieste dal territorio, molto richieste dai cittadini, molto richieste dai comuni, però per fare le opere abbiamo bisogno di risorse, se no. Non è ancora persa l'ultima speranza, ci stiamo lavorando. No, allora io vi faccio solo un ragionamento al volo. Se io guardo prendo la Venezia-Belluno, la 27 da sola, è un'autostrada, vi faccio una domanda, è un'autostrada che sta in piedi da sola? No. Se io prendo solo la Valdastico, considerando che ha un TGM molto basso e molto più basso di Pedemontana ad oggi, sta in piedi? No. Queste due infrastrutture autostradali stanno in piedi perché sono inserite in un sistema autostradale. La A27 fa scopa di fatto con la 13, ok, con la Padova-Bologna, e la Valdastico con la Brescia-Padova. Allora, io se la Pedemontana la prendo da sola, cioè non si capisce, cioè in questo momento è in perdita, ne parliamo tra qualche anno se sarà ancora in perdita perché è un discorso di ramp up, ma se io la Pedemontana, considerato che la quarta corsia della Brescia-Padova fisicamente non la riesco a fare, perché sia a Vicenza che a Verona ho qualche problema per farcela stare, e nel passato si era pensato a Sitave proprio perché la quarta corsia fisica non ci stava. Le criticità della saturazione della Brescia-Padova io ce le ho da Montecchio in avanti verso Padova e da Verona verso Brescia. La Pedemontana mi è utile per diversificare i flussi di traffico tra la A4 di fatto e la Pedemontana, però io questo lo riesco a fare se la Pedemontana riesco ad inserirla in un sistema autostradale. Se la Pedemontana vive di una politica propria faccio fatica, quindi se lo Stato si prende le concessioni autostradali, comunque si prende la Brescia-Padova, come riesce a risolvere il problema della quarta corsia se non comincia a fare ragionamenti sulle infrastrutture già esistenti che possono essere utili per diversificare e fluidificare il traffico? Ma parlo di Pedemontana da una parte, ma dall'altra parte abbiamo la Brebemi, se pensiamo che il potenziamento della A4 è necessario anche nella zona di Bergamo. Quindi o lasciano qui tutto com'era la nostra idea originale, rinnovano la concessione di Cavo, ci danno la concessione della Brescia-Padova e ci permettono di fare sistema, altrimenti se si prendono la Brescia-Padova e nel 2032 si prendono CAV, a questo punto a loro servirà la Pedemontana per risolvere i problemi di saturazione della Brescia-Padova, altrimenti mi dovrebbero spiegare come fanno a risolverla, posto che siamo tutti d'accordo che il consumo di suolo non va fatto se non è necessario. Lo facciamo per loro, perché sennò si prendono un problema che poi non hanno la soluzione per risolverlo. Voi come partiti di maggioranza avete la posizione di essere possibilità di emendamenti a questo ragionamento è chiaro. Ecco, allora sta proseguendo, l'avete sentito, la conferenza stampa con le delucidazioni, i dettagli chiesti dai colleghi giornalisti in conferenza. Allora, anche la De Berti, l'avete sentita, ha spiegato quali sono le motivazioni di questi maggiori introiti di cui le casse regionali necessitano e ha sottolineato come siano opere, quelle stradali, le infrastrutture in particolare, volute dal territorio anche in risposta evidentemente alle categorie economiche che di aumenti non ne vogliono sentir parlare. Allora noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Ci siamo collegati un paio di volte con Venezia, dove è in corso la conferenza stampa dell'amministrazione regionale per spiegare quella che è l'ipotesi, il senso dell'aumento previsto dell'IRAP che sta facendo sollevare le categorie economiche. Abbiamo sentito tanto l'assessore Calzavara quanto la vicepresidente De Berti parlare di quelli che sono gli obiettivi di questi ulteriori introiti con modifiche stradali, nuove infrastrutture, sia la variante della strada del Santo che la variante di Cortellazzo e poi le strutture ospedaliere, insomma obiettivi importanti che necessitano, ha detto De Berti, di grossi investimenti. Da qui il senso, vedremo poi se sarà il caso di ricollegarci ancora. Adesso andiamo a Vicenza invece per parlare dei parcheggi dell'ospedale San Bortolo, che sono contesi da bande di parcheggiatori abusivi che assillano i visitatori per farsi pagare. Una situazione che risulta essersi aggravata in quest'ultimo periodo. Sul posto sono andati per noi Daniele Garbin e Andrea Benetti. Siamo di fronte all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in prossimità delle due aree di parcheggio a destra e sinistra del nosocomio cittadino. Siamo qui perché riceviamo sempre più spesso segnalazioni da parte dei cittadini che ci raccontano del disagio, insomma, di dover parcheggiare e assistere a scene così di coercizione in qualche modo, soprattutto per quelli più anziani, da parte di parcheggiatori abusivi. Qui ci sono dei gruppi che si radunano proprio dal lunedì al venerdì, soprattutto alla mattina, e cercano insomma di farsi dare dei soldi, soprattutto con gli automobilisti più anziani. Ecco, una situazione di disagio per cui spesso viene anche la polizia locale a fare dei controlli, a segnalarli in ogni caso, ma non si riesce a debellarli. Ecco, c'è necessità soprattutto di assistenza e soprattutto trovare modo per scoraggiare questo comportamento, anche perché qui i soldi ne racimolano, non si parla dai 50 almeno 50 euro al giorno. I cittadini però non ne possono più. Insomma è un problema che andrebbe risolto, sì, tutto lì. C'è una presenza scomoda, insomma qui non dovrebbero stare. Qualcuno di competenza dovrebbe provvedere in merito, insomma. Sono presenti, diciamo di sì, ecco. Sono presenti, nel mio caso non costituiscono un problema in particolare perché me li so gestire, ma mi rendo conto che magari una persona anziana possa essere intimorita da atteggiamenti a volte un po' pressanti, diciamo così. Anche perché se non gli dai qualcosa magari ti fanno qualche dispetto. Spero di no. Lei è capitato? Conoscenza? No. A me non mi è capitato, perciò non posso dire niente, però lo dicono. Ci sono dei parcheggiatori abusivi che ti indicano il posto che si libera e ti fanno chiaramente capire che in cambio vogliono una mancetta. Questo atteggiamento in qualche modo incute un'estorsione, diciamola così, o no, è un servizio? Perché insomma riceviamo... A volte può essere considerato un servizio, a volte un'imposizione. L'abusivismo non è mai un servizio, è sempre un danno recato alla comunità, questo penso, un pensiero a 360 gradi. Idee per debellarlo, provarci almeno, secondo lei come? Ma fondamentalmente più rete di controllo sicuramente e anche più possibilità per queste persone sia a livello lavorativo sia anche a livello personale. Minacciato no, e se fai la carità come la faccio a uno qualsiasi, no, anche 20 centesimi uno di loro, certo. Tutto va. Lei cosa pensa? Io guardi, noi adoperiamo il parcheggio che è a pagamento dall'altro lato e non abbiamo nessun problema. Okay. Questa presenza la vede, la nota? Sì, l'ho vista, l'ho percepita la prima volta che sono venuto qui e la trovo un po' invadente, quello sì, però niente di più. Beh, un po' di disagio c'è perché continuano ad inseguire, ma soprattutto li ho visti con certe persone anziane sull'auto, questo sì. In effetti io sono andata in difesa della signora. Davvero? Che brava. Sì. Ecco. Manca un po' la sorveglianza secondo lei? Sì, molta. In questo parcheggio sì, moltissima. Beh, il problema è grave nel momento in cui diventa troppo insistenti. Forse va gestito in maniera pacata, magari un giro ogni tanto fare qualche vigile o qualche forza dell'ordine li dissuade da questo atteggiamento che è un po' pesante, quello sì.
Grazie a Daniele Garbini e Andrea Benetti per questo viaggio tra gli utenti dell'ospedale. Avete sentito quelli che sono i disagi, quelle che sono le problematiche, vedremo come evolveranno. Adesso ci spostiamo con la cronaca a Verona, andiamo sul sito dell'Arena per la violenta aggressione in Borgo Venezia con l'accoltellamento, il tentato femminicidio di via Montorio da parte del compagno di questa donna che aveva con sé il bimbo nato da pochi mesi. I testimoni si abbracciavano e ridevano, sembrava scherzassero, poi le coltellate. Dunque questa 34enne accoltellata davanti al figlio di 8 mesi è accaduto nella tarda mattinata di ieri, con la polizia che appunto ha arrestato l'uomo e la donna grave in ospedale. Prima le urla, poi le coltellate, la lotta disperata della donna e il marciapiede sotto l'abitazione di via Montorio che si macchia di pozze di sangue. A terra una mamma di 34 anni, accanto nel passeggino il figlio di appena 8 mesi. A poca distanza, ancora con la lama in mano, il compagno 29enne della donna. È un passante sconvolto a dare l'allarme alla polizia. Sono le 11:30 in Borgo Venezia, a Verona. Venite, hanno appena accoltellato una donna in strada e c'è anche un bambino. Volanti e SUEM arrivano in fretta lungo la via davanti all'edificio dove vive la famiglia africana originaria del Benin. La 34enne respira ma è molto grave, ha subito più di un fendente, soprattutto alla schiena. I sanitari la medicano sul posto e la portano d'urgenza in ospedale a Borgo Trento in condizioni critiche, mentre il piccolo di 8 mesi, fortunatamente illeso, viene affidato ai servizi sociali. Intanto gli agenti bloccano il compagno rimasto sul luogo dell'aggressione, a sua volta ferito alla mano. Durante l'attacco, la donna, nel tentativo disperato di difendersi, è riuscita per un attimo a sfilare il coltello all'uomo colpendolo tra le dita prima di soccombere. Cosa abbia scatenato la violenza cieca è da accertare. Il 29enne, arrestato per tentato omicidio, è rimasto muto per ore in questura. Fortunatamente la donna, pur grave in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita, ma solo quando si riprenderà potrà raccontare i terribili istanti precedenti a quello che poteva trasformarsi nell'ennesimo femminicidio in un Veneto che ha pagato un tributo già altissimo su questo fronte. La notizia che giunge da Verona riapre interrogativi sociali e situazioni già provate in moltissimi altri casi, è il commento del presidente della regione, Luca Zaia. Interrogativi che continueremo a vivere finché non si sarà realmente affermata la cultura del rispetto e con essa la fine di ogni mentalità che spinge certi uomini all'aggressione contro le donne. Questo dunque il gravissimo fatto di cronaca. Adesso cambiamo tema perché dopo l'approvazione in commissione alla Camera dell'emendamento del governo al DDL sicurezza che introduce una stretta sulla cannabis light, c'è preoccupazioni su quelli che potrebbero essere i risvolti occupazionali di un settore che impiega migliaia di lavoratori. Se ne è parlato a Padova con l'eurodeputata Cristina Guarda. Per noi c'erano Francesco Rattai e Federico Cibotto. Sì, buongiorno. C'è un comparto che rischia di essere spazzato via, è un comparto agricolo, quello dei coltivatori di canapa. Un decreto legge, un decreto ministeriale mettono a rischio questo settore. Ce ne parla Cristina Guarda, che è neoeletta europarlamentare con Alleanza Verdi Sinistra Europa. Onorevole, cosa sta succedendo? Ecco, con i Verdi europei stiamo facendo un'azione in contrasto al governo Meloni che in questo momento sta mettendo in ginocchio l'intero comparto della produzione di canapa con 2 atti. Un decreto ministeriale che inserisce l'estratto di CBD e quindi il CBD, il cannabidiolo, che ha evidenti effetti benefici per la salute e utilissimo appunto per la prevenzione di emicranie piuttosto che di altre patologie croniche, ma appunto non deriva da droghe, non deriva da sostanze che sono droghe, e lo inserisce all'interno della tabella dei farmaci che derivano invece da piante come appunto la cannabis con THC, che invece ha un effetto psicotropo. Dobbiamo ricordarci che il cannabidiolo è stato classificato dall'OMS fino alla Corte di Giustizia europea assolutamente una sostanza che non dà effetti psicotropi, non deriva quindi da una sostanza drogante e di conseguenza può essere utilizzata, e metterlo all'interno di questa tabella può dare danni incredibili al settore e come dire, sembra un
vantaggio dato al mondo farmaceutico o addirittura al mondo della vendita illegale di droghe, che appunto in questo caso deve essere invece combattuto attraverso un'operazione di normalizzazione dell'utilizzo del cannabidiolo. E il secondo atto invece è un atto che è un emendamento che è stato approvato in commissione intanto, per cui non è ancora legge, ma andrebbe a mettere in ginocchio l'intero settore produttivo della canapa, perché impedisce formalmente l'utilizzo della parte più remunerativa della canapa, l'infiorescenza. È come se essenzialmente del mais consentissero di utilizzare soltanto la pannocchia e considerassero invece una droga e quindi una sostanza illegale tutto ciò che deriva dall'utilizzo dello stelo, per cui tutto il ceroso eccetera. Per cui è un'assurdità scientificamente imprecisa e assolutamente antiscientifica, ed è una lotta che mi sembra davvero sia più a vantaggio di alcuni settori lobbistici, addirittura nel settore appunto della vendita illegale, e non invece a vantaggio di una produzione sana che fa bene alla salute, fa bene addirittura all'ambiente, e è il settore che sta crescendo di più, del 36% dal 2016 ogni anno fino al 2019. Ecco, un comparto, quello agricolo, della coltivazione di canapa, molto presente nei nostri territori, da Belluno, Rovigo, nel Veronese, nel Padovano, ma anche nel Trevigiano e nel Vicentino, un po' dappertutto insomma. Ecco, l'onorevole Guarda ha portato anche dei prodotti che sono fatti con la canapa e non sono chiaramente dopanti, sono privi del principio attivo che è il THC, che è la sostanza che fa male. La coltivazione di canapa è una coltivazione anche storica sui nostri territori, le corde sono fatte di canapa, sono molte le cose che sono a rischio in questo momento. Quindi diciamo che il governo attacca l'utilizzo dell'infiorescenza, ma così facendo mette una croce sopra sull'intero utilizzo della pianta della canapa, dai semi fino allo stelo, che vengono tipicamente utilizzati per produrre farine, da cui si realizzano per esempio pasta, piuttosto che cracker, piuttosto che anche l'olio di semi di canapa, utilizzato moltissimo anche con uno scopo, come se fosse un integratore per stare un po' meglio, per gestire dolori articolari piuttosto che altri tipi di dolore cronico. Poi invece c'è l'infiorescenza, che è quella che viene venduta al momento esclusivamente con scopo tecnico e viene utilizzata per estrarre il CBD, che viene invece utilizzato maggiormente per prevenire delle situazioni anche di dolore cronico. Io per esempio soffro di emicrania cronica e utilizzo da 4 anni questo olio concentrato CBD per cercare di gestire meglio il mio dolore. Ecco, in tutto questo il principio è: ogni intervento che viene fatto a danno di questa pianta, dell'utilizzo dell'infiorescenza, è un atto che viene fatto in contrasto a tutte le piccole e medie imprese che stanno investendo in uno dei settori che in Italia è tra i più rischiosi, perché il continuo cambio di opinioni da un punto di vista legislativo, politico, per trovare dei capri espiatori per magari nascondere altri atti, ecco, tutto questo cambio di rotta rende questo investimento molto pericoloso per l'imprenditore stesso. Ecco, molto chiaro, ringrazio l'onorevole Guarda. Insomma, il messaggio è: cerchiamo di non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Esattamente. Grazie dunque per questo contributo e queste spiegazioni. Altro comparto che è sull'allarme in questo periodo è quello dell'allevamento, l'allevamento dei suini in particolare, un comparto importante in Veneto senza dubbio, e che rischia un duro colpo per l'avvicinarsi di casi di peste suina in regioni a noi vicine. La peste suina è circa 90 km dai nostri confini del Veneto, e quindi oggi siamo già in allerta. Già nel 2022 la Regione Veneto ha individuato un piano regionale di intervento urgente per il controllo dei cinghiali, che i cinghiali sono gli animali che spostano la peste suina e vanno a conteggiare il comparto suinicolo. La peste suina sta arrivando in Veneto, lo certificano i casi che hanno colpito Emilia-Romagna e Lombardia. La malattia, che non è pericolosa per l'uomo ma colpisce gli animali, mette a rischio un comparto molto importante per l'economia regionale. 1.300 sono le aziende suinicole, 800.000 sono i capi. A livello padovano sono circa 210-220 aziende suinicole con redditività
e circa 100.000 capi, con volume d'affari complessivo a livello regionale che è intorno ai 300-400 milioni di euro, quindi un comparto importantissimo. E ricordiamo che nel momento in cui un allevamento viene intaccato dalla peste suina, viene chiuso sostanzialmente l'allevamento e l'area contorna per 15 km. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro in regione con le associazioni di categoria e l'assessore competente. Sono state individuate 4 aree tra il veronese, padovano e trevigiano in cui il proliferare dei cinghiali, che sono portatori della malattia, deve essere controllato. La cosa importante oggi è il controllo dei cinghiali, perché questo è l'aspetto importante. Innanzitutto la Regione Veneto ha individuato 4 distretti suinicoli dove la suinicoltura è più presente. Sono 2 distretti nel veronese, uno a Padova tra Bassa Padovana e Alta Padovana e uno appunto nel trevigiano tra Treviso e Padova. Quindi è importante che all'interno di questi distretti ci sia il controllo dei cinghiali, quindi l'abbattimento appunto di questa specie anche molto negativa per quanto riguarda le imprese. Dall'allevamento alla pesca, perché col fenomeno del granchio blu il governo sta cercando, lo sapete, di correre ai ripari, e allora è stato nominato, notizia di queste ore, l'ex prefetto di Rovigo Enrico Caterino commissario per il granchio blu. Lo ha annunciato il ministro Francesco Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro Gilberto Pichetto Frattini. In questa fase nell'Adriatico in particolare il granchio blu ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l'intero ecosistema marino senza misure strategiche, così è stato spiegato dai rappresentanti del governo. Con il commissario, ha detto Lollobrigida, ci sarà un salto di qualità. Ci si attende molto naturalmente dagli interventi che il governo vorrà mettere in atto per cercare di contenere la diffusione del granchio blu, che sappiamo sta devastando i fondali e soprattutto eliminando quasi del tutto la presenza delle pregiate vongole del nord Adriatico. E poi c'è chi i danni li fa ai noi volontariamente. Andiamo nel Vicentino perché würstel imbottiti con aghi da cucito, pensate a cosa può arrivare la crudeltà. La segnalazione dal quartiere San Pio X, arrivata da chi porta a spasso il proprio cane lungo la ciclabile e ha avvistato, si è imbattuto in questi pericolosissimi bocconi. Una passeggiata con il cane a guinzaglio, quando la padrona si accorge che il suo amico a 4 zampe sta annusando un boccone a terra. Da lì, controllando, vede che si tratta di un würstel con all'interno piantati degli aghi da cucito. Il tutto è successo lungo la ciclopedonale che da via Marasca porta in via Giuriato. Scattata la segnalazione, che è stata raccolta e postata con foto e commento dalla dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, che oltre ad avvisare le forze dell'ordine dell'accaduto, nel post ha invitato i residenti proprietari di animali nel quartiere San Pio X a prestare la massima attenzione. Andiamo sul sito di Treviso Today ora, grazie alla regia, ai colleghi in regia, perché c'è l'ennesima sparizione. Si allontana e sparisce nel nulla, ricerche in corso di una 21enne, la vedete, Catiuscia Campanella, che vive con la famiglia a Casale sul Sile. È stata presentata oggi denuncia ai carabinieri e la prefettura ha attivato il protocollo per persone scomparse. La ragazza è alta circa 150 centimetri, di carnagione chiara, capelli castani ricci, occhi castani e una ballerina tatuata su una caviglia. Si è allontanata dalla propria abitazione nella serata del 4 agosto facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava un vestito nero. Inutile dire naturalmente che chiunque abbia delle informazioni o magari ritenga di vedere, incontrare, incrociare questa ragazza è pregato di contattare il 112 che sta indagando sulla scomparsa di questa giovanissima a Casale sul Sile.
Allora, adesso parliamo dell'alluvione dello scorso maggio, nella zona del Campo San Pierese e della Castellana, perché è arrivata una prima risposta da parte del governo dopo la firma di sabato scorso di 17 sindaci trevigiani e padovani per chiedere interventi e l'impegno del governo rispetto a quelli che sono stati i danni lungo l'asta del Muson a maggio, appunto. Vediamo se riusciamo a vedere il servizio. Ancora qualche istante. Sabato scorso i 17 sindaci dei comuni tra Padova e Treviso interessati dall'alluvione del Muson dei Sassi e della Venale dello scorso maggio avevano presentato le istanze per richiedere risarcimenti per i cittadini e le attività produttive, nonché interventi rapidi per mettere in sicurezza i 2 corsi d'acqua. È arrivata la risposta da Roma con un ordine del giorno della Lega approvato nel DL Ricostruzione. Si è ottenuto l'impegno del governo a prendere iniziative per accogliere le richieste dei sindaci sui ristori e sulla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite. Il presidente Zaia ha già chiesto e ottenuto la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti, hanno dichiarato i deputati trevigiani della Lega Ingrid Bisa, Gianangelo Boff e Dimitri Coin. Le amministrazioni comunali e la popolazione aspettano solo l'ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile. Ora servono misure economiche di sostegno con poteri e risorse al commissario per interventi strutturali. Anche il senatore padovano Antonio De Poli si è mosso. Presenterà un'interrogazione infatti al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci per chiedere di definire al più presto le procedure per la richiesta dei ristori, considerando che solo i 3 comuni più colpiti, Campo San Piero, Asolo e Castelfranco, hanno subito danni pari a 70 milioni di euro. Queste dunque le istanze del territorio. Noi ci fermiamo ancora per un altro veloce break, torniamo tra poco. Eccoci qui, ritorniamo in diretta da studio, ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3 di questa giornata. Allora vi presento l'ospite che mi ha raggiunto in studio e poi l'altro che si è collegato via Skype. Benvenuto Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, buongiorno. Grazie, buongiorno a te e a tutti voi. E collegato via Skype invece c'è un suo collega del Polesine, Egisto Marchetti, giovane sindaco di Ceregnano. Buongiorno sindaco, eccolo qua. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a voi. Allora io vi ho chiesto di essere presenti perché voi siete 2 sindaci tra i tanti in realtà, magari di piccole realtà, che un pochino si arrangiano a far tutto quando c'è bisogno, no? Nel senso che se ci sono piccoli lavori da svolgere nel territorio e non c'è la possibilità di farli fare al personale comunale o alle imprese che sono magari assegnatarie di questi interventi, ci si rimbocca le maniche e in qualche maniera ci si arrangia. Ma prima di entrare su questo tema io chiederei cortesemente alla regia se ci può riproporre, perché vorrei chiedere la vostra opinione sul tema degli autovelox. E se ci può proporre il servizio che abbiamo realizzato da Treviso con la denuncia che ha raggiunto in queste ore il sindaco Mario Conte insieme all'assessore De Checchi, perché dopo Riese e Casale l'associazione Alt Velox ha deciso di procedere anche con il capoluogo denunciando per la presenza di velox non omologati le autorità. Sentiamo. Lo avevano annunciato e lo hanno messo in atto. Alt Velox, l'associazione nazionale utenti della strada, ha depositato alla stazione dei carabinieri di Sedico la denuncia per l'utilizzo nel territorio comunale di Treviso degli autovelox non omologati. Destinatari della denuncia il sindaco Mario Conte, il prefetto Angelo Sidoti, ma anche l'assessore alla mobilità Andrea De Checchi e il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Rifiuto d'atti d'ufficio, frode processuale, falsità materiale e ideologica e truffa ai reati ipotetici
ipotizzati nella querela materialmente presentata dal presidente di Alt Velox Gian Antonio Sottile Cervini. Per Conte e Sidoti anche la denuncia per diffamazione nei confronti dell'associazione. Dopo Riese e Casale sul Sile è dunque la volta del capoluogo, con il sindaco che replica: sono fiero di questa denuncia ricevuta perché per me significa stare dalla parte della civiltà e della sicurezza. D'altro canto lui e il prefetto sulla questione erano già stati chiari. Non ho nessun problema di andarmi a giustificare eventualmente davanti a un giudice. Ognuno risponde anche alla propria coscienza. Io con la mia coscienza faccio i conti tutti i giorni e non mi trovo in deficit. Sicuri di aver agito nel giusto, malgrado il cortocircuito burocratico dei Velox autorizzati ma non omologati, che dovrebbe essere risolto, dicono, entro l'estate. I trevigiani dal canto loro non giudicano, ma condividono l'obiettivo delle denunce. Alla vicenda bisogna andare fino in fondo. Giusto fare chiarezza e denunciare sì. Secondo me sì. Dopo se denunciare tutti quanti non lo so, però fare chiarezza sì. Io penso che la verità vada cercata in ogni maniera, quindi dopo la denuncia ci sarà un accertamento e in caso sarà scagionato chi è stato nominato colpevole. Potrebbe aiutare a fare chiarezza se nella misura in cui appunto ci fosse qualche violazione. Potrebbe muovere qualcosa sicuramente, poi allo stesso tempo bisogna sempre mettersi da entrambe le parti e valutare rischi pro e contro in generale. È ovvio che va tutto chiarito, dopodiché a livello di sicurezza va bene, cioè se tutto è chiaro, se tutto è in regola per limitare gli incidenti in strade dove non si rispettano i limiti di velocità va bene, ma tutto deve essere chiaro. Si può fare, sì. Può venire il prefetto o il sindaco davanti per fare queste chiarezze, perché anche le autovelox hanno il suo ruolo, alla fine non sono fatti per niente, hanno il suo ruolo, dopo dipende quanto efficaci sono e se fa il suo ruolo veramente. Se una cosa non è regolamentare va denunciata. Allora, così i cittadini. Cristiano Mosole, cosa ne pensa in particolare della denuncia arrivata al sindaco, al prefetto e al resto, abbiamo sentito De Checchi e al comandante della locale, quindi insomma hanno preso di mira un po' tutti quelli che c'entrano con questi strumenti. Ma allora, io credo che si sia sempre operato nella correttezza, anche perché effettivamente c'è un buco normativo. È giusto sicuramente fare chiarezza, arrivare a denunciare sinceramente da amministratore ma anche da cittadino. Lo ritengo esagerato perché partiamo comunque dal presupposto che si cerca di fare sicurezza. Io ricevevo segnalazioni di cittadini che contestavano le sanzioni, però se ci sono dei limiti, ci sono delle regole, vanno rispettate. Questo è il punto di partenza, per tutti. I primi a non rispettarli tante volte sono gli automobilisti, ma anch'io per primo. Ne ho prese anch'io di sanzioni, me le sono pagate, non ho contestato. Quindi io mi aspettavo, auspicavo un intervento del Ministero già immediatamente dopo questa famosa o famigerata sentenza. Non è arrivato, ho letto poi delle dichiarazioni che mi hanno lasciato un po' perplesso da parte del Ministero stesso. Mi auguro che si faccia chiarezza, che così si possa operare tutti nella tranquillità. Voglio anche però ricordare che i comuni fanno cassa, non fanno cassa, però la provincia di Treviso è quella che di anno in anno registra sempre il più alto tasso di mortalità per incidenti stradali. Mi pare che abbiamo abbondantemente sforato i 40 dall'inizio dell'anno. Quindi cerchiamo tutti quanti magari di abbassare un po' i termini, magari remiamo nella stessa direzione e sollecitiamo il Ministero a fare chiarezza, omologati, autorizzati, che si decidano e se sono omologati che ci dicano come omologarli, perché dopo l'altro problema è questo qua. Certamente. Allora sentiamo se il suo collega di Ceregnano è d'accordo. Un centro più piccolino di Breda di Piave e Ceregnano, abbiamo detto neppure 4.000 abitanti, no Sindaco Marchetti? 3.400, sì. È un comune comunque attraversato da molte strade dove anche noi abbiamo un fenomeno di tanta gente che supera i limiti di velocità. Io sono amministratore da 2 anni e mezzo circa e molti cittadini vengono da me a chiedere controlli sulle strade, molti cittadini vengono a chiedere l'installazione di Velox e se dovessi ascoltare tutti i miei cittadini dovrei metterne decine in tutte le strade del mio comune. E addirittura una volta al termine di una giunta abbiamo dovuto soccorrere noi come amministratori
così mi ricongiungo anche al tema di amministratori che fanno un po' tutto. Siamo dovuti anche andare a soccorrere 2 automobilisti che erano stati vittima di un incidente in una delle nostre arterie. E sicuramente, secondo me, il Velox è uno strumento utile per tutelare tutti, anche soprattutto gli automobilisti e anche comunque i residenti lungo le vie dove questi vanno a percorrere. Sicuramente c'è un vuoto legislativo che va superato e sicuramente la denuncia, secondo me, è un atto a mio parere comunque violento, che vuole anche legittimare quello che è il ruolo del sindaco. Per arrivare a installare un Velox fisso si va comunque a interrogare il prefetto, si vanno a presentare documenti a supporto dell'installazione del Velox fisso, quindi sono sicuro che nell'installazione di quel Velox, come in numerosi altri, il sindaco e il prefetto si sono rapportati per il bene della collettività. Trovo una forzatura e non mi trovo d'accordo con i cittadini che invece sono d'accordo nel denunciare il sindaco e il prefetto. Si ragioni, si dialoghi, si vada a trovare una soluzione che va a tutelare anche i cittadini, però insomma, se una persona corre la sanzione ci sta. Esatto, allora vi interrompo un secondo per riaprire una finestra su Venezia. Siamo in diretta con Federico Fusetti e Sandro Ponchio perché si è conclusa da poco la conferenza stampa della Regione sul previsto aumento dell'IRAP, che interesserà sicuramente anche le categorie economiche dei vostri territori. Eccolo qua Federico Fusetti, assunto un po' finale di quello che è stato detto. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai tuoi ospiti, ai telespettatori. Siamo qui a Palazzo Balbi con Sandro Ponchio proprio per riassumere quello che è stato detto. Poi naturalmente nei nostri servizi all'interno dei telegiornali faremo parlare i protagonisti. Insomma, la sostanza è questa: arriva l'aumento dell'addizionale IRAP per le attività produttive, ma l'assessore Calzavara, l'assessore al bilancio della Regione, dà un po' fa delle precisazioni, cioè sono quasi 200.000 le aziende in Veneto che avranno questo aumento, alcune dello 0,10%, alcune dello 0,50%, e qualche esempio pratico che ha fatto l'assessore: un bar avrà circa 14 euro all'anno di aumento, un mini market una trentina di euro, un'azienda, una piccola media azienda che fa circa 1 milione di fatturato avrà un aumento annuale di poche centinaia di euro. Quindi questo è stato detto dall'assessore per, tranquillizzare le categorie produttive. Sono circa 50 milioni che arriveranno a bilancio da questo aumento dell'IRAP. Non si tocca l'IRPEF come è avvenuto da 15 anni a questa parte in Veneto. Paragoni con le altre regioni, ad esempio l'Emilia Romagna, dove pro capite l'IRAP pesa per 99 euro per ogni abitante, in Veneto per 7 euro. Questo è stato detto proprio per un po' minimizzare questo impatto, che non sarà così forte, dicono qui in regione, sulle aziende venete. Altro tema importante è quello di capire a che cosa serviranno questi soldi. L'assessore vicepresidente della regione, assessore ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti, dice mi servono per 2 opere principali: la bretella di Cortellazzo, cioè per arrivare a Jesolo in maniera più fluida servono 50 milioni e li spenderemo lì, altri 50 milioni per la nuova statale del Santo, la 308, che dovrà essere migliorata per il nuovo ospedale di Padova, quindi in vista dell'ospedale che verrà costruito, e anche qui altri 50 milioni. Infine Elisa De Berti dice anche la Pedemontana è un'opera che va inserita in tutte le altre autostrade venete, quindi prenderla sempre ad esempio da sola come qualcosa di negativo, ci ha detto un po' seccata, ma con la volontà un po' di precisare, non è giusto e non va bene. Infine, altro tema che è emerso, poi ti ridò la linea, l'assessore Corazzari che annuncia la nomina del commissario per il granchio blu. C'è questa emergenza da contrastare, ed è il prefetto Caterino, che è stato anche prefetto a Rovigo, e quindi inizierà la collaborazione con la regione su questo tema. Spero di essere stato chiaro e nello stesso tempo sintetico. Lina, a questo punto ti restituisco la linea da Palazzo Balbi.
Grazie a Federico Fusetti e Sandro Ponchio. Sentiamo velocemente subito i sindaci su queste novità che verranno prese naturalmente con qualche disappunto magari dalle categorie economiche che dovranno mettere mano al portafoglio. Sì, poi è chiaro che a leggere il titolone aumenta l'IRAP, è chiaro che tutti quanti si preoccupano, si spaventano, adesso sarà da approfondire, ma già un esempio è stato dato di quale potrebbe essere l'incidenza, ecco che la cosa si ridimensiona, quindi va sempre un po' studiato, va sempre capito e poi si torna sempre al problema delle risorse che gli enti locali, ma anche dopo andando a salire provincia ovviamente in secondo livello, ma regione, da qualche parte le risorse le devono trovare. È chiaro che è sempre spiacevole e sarebbe sempre da evitare gli aumenti della tassazione. Sarebbe ora finalmente che si facesse una riforma molto più generale a livello nazionale. Adesso il tema dell'autonomia, insomma, della ripartizione è un tema caldo, un tema dibattuto, però veramente anche in questo caso qua io penso dovremmo tutti metterci dalla stessa parte della barricata e far due conti e capire che qualcosa da fare c'è, se no qua non si va avanti. Ecco, Marchetti, è d'accordo? Non so se è riuscito a sentire il collegamento. Sì, sentito tutto. Non ho coscienza dell'impatto che avrà sulle aziende dei nostri cittadini, del nostro territorio. Penso che la chiave fondamentale sia comunque vedere dove vanno questi soldi. Da amministratore mi sto rendendo conto che i cittadini ci chiedono comunque anche opere. In questo caso è ben chiaro che i fondi che verranno ricavati a finanziare importanti opere per il Veneto, quindi credo che comunque va messo sul piatto della bilancia questo aspetto importante, quindi è fondamentale concentrarci sì sull'aumento di queste aliquote, ma è fondamentale anche capire dove andranno i soldi che insomma vanno a portare un beneficio a tutta la collettività, non solo dei territori direttamente interessati, anche se parlo da Rovigo, sono sicuro che l'intero Veneto avrà benefici da questi investimenti. Benissimo, allora adesso andiamo al tema per cui vi ho cortesemente chiesto la vostra presenza, perché chiederei alla regia di mostrare direttamente la foto del sindaco Mosole in azione, perché è salito alle cronache in questi giorni, eccolo qua, per essersi arrangiato a svolgere una serie di lavori. Quindi decespugliatore, visiera, cosa stava facendo in questa foto? Sindaco e soprattutto come mai il sindaco al lavoro? Non solo il sindaco, qui nella fattispecie ero col mio capogruppo Cristian Guizzo, ma dopo nelle altre giornate di lavoro con la mia squadra a fasi alterne. Si fa di necessità virtù. In questo momento, quest'anno particolare, il mio comune ha una criticità, un po' ce l'hanno tutti perché abbiamo vissuto momenti di siccità negli anni passati che certamente hanno creato dei problemi a un certo punto di vista, ma quanto alla manutenzione del verde hanno facilitato. Sì. Quest'anno qua le cose sono diverse, quindi ben venga, benedetta sia la pioggia, però chiaramente lo vediamo anche ognuno che ha un giardino, lo vede che l'erba cresce in maniera vertiginosa. Quest'anno abbiamo risorse umane in meno, anziché 3 operai ne abbiamo 2, non abbiamo capacità assunzionale per le regole stringenti al di là della capacità di pagare gli stipendi, ma dobbiamo anche tenere dei limiti che sono dettati dalla finanziaria 2006 ancora al tempo, quindi cosa si fa? Noi ci siamo impegnati con la comunità di Breda per far sì che Breda sia bella, ordinata, pulita, a mali estremi rimedi. E quindi abbiamo cominciato dalle varie vie, inizialmente col decespugliatore, poi in realtà abbiamo fatto a mano, perché il decespugliatore... strappato proprio le erbacce. Sì, un po' per la scarsa capacità di utilizzo dei mezzi mia, e quindi a mano si fa un po' più fatica, ma si fa anche un lavoro migliore. Ecco, quindi abbiamo detto strade, marciapiedi, anche cimiteri, mi ricordo. Sì, allora siamo partiti dai cimiteri effettivamente perché insomma anche quello è un luogo dove il rispetto deve essere assoluto. Effettivamente la situazione era sfuggita di mano, poi oltre diciamo al tempo, da qualche anno abbiamo delle normative sull'utilizzo dei fitofarmaci che ci vietano praticamente in tutto il territorio l'utilizzo di prodotti chimici che prima aiutavano
sicuramente a tenere la situazione sotto controllo. Noi abbiamo anche recepito la normativa con un regolamento apposito e di conseguenza l'unica attività che si può fare è quella manuale o meccanica tramite decespugliatore. No? D'altro canto tutto non si può avere, no, Sindaco? Allora, l'ideale sarebbe poter far riuscire in tutto. Io poi sono anche stato così, vengo costantemente ripreso, in particolare dalla minoranza, ma anche da qualche cittadino, perché noi in campagna elettorale abbiamo parlato di eccellenza. E io voglio che Breda sia eccellente, che questo non vuol dire che io sia eccellente, se giocano su queste cose. E se vogliamo che la nostra comunità lo sia, allora il primo cittadino deve essere, dal mio punto di vista, il primo che si tira sulle maniche e agisce. Però una cosa vorrei dire, perché tanti hanno fatto post su Facebook dicendo il sindaco dà l'esempio. No, io non sto dando nessun esempio. Io non voglio dare esempi a nessuno. Anzi, per amor di Dio, nel senso che tante volte bisogna anche stare attenti, no? Esatto, non è questo. Semplicemente credo che come dicevo, a mali estremi, a certe condizioni si debba ricorrere a qualsiasi tipo di aiuto, chiaramente legale e legittimo, tant'è che io quello che faccio lo faccio in accordo con il servizio manutentivo del comune, cioè non è che salto davanti a qualcuno o decido io, no, siamo d'accordo, lo faccio il fine settimana quando loro non ci sono. Ma non è un esempio, faccio perché abbiamo degli obiettivi e li voglio raggiungere, fine. Poi se qualcuno tiene il pezzo fronte casa pulito, non possiamo che ringraziare. Tanto meglio. Sindaco Marchetti, lei è stato anche criticato dalle sue minoranze per l'operatività, no? Dovremmo avere anche un video, oltre che delle foto del sindaco, che anche lui si è messo a fare il giardiniere. Sì, beh, la storia di Ceregnano è molto simile a quella del collega. Io mi sono trovato, allora, il personale di due operai purtroppo ha subito un grave infortunio ed è assente da diversi mesi. E allora ci siamo trovati alla vigilia di Pasqua ed è stato quello il fatto un po' che ha scatenato un po' i media. Ci siamo trovati alla vigilia di Pasqua con i parchi davanti alle chiese che avevano l'erba alta. E si veniva da 15-20 giorni di piogge continue, non riuscivamo mai a far tagliare l'erba all'operaio, quindi abbiamo avuto una giornata di sole, la vigilia di Pasqua, sabato, e in quel giorno, appunto, sentendo il nostro operaio, ho deciso di dargli una mano, perché secondo me non ce la poteva fare. Insomma, ho apprezzato il suo impegno, però ho detto: guarda, ci tengo ad avere una bella piazza per il giorno di Pasqua. E quello sì ha scatenato un po' di malumori, soprattutto delle minoranze. E qua vedo anche delle foto che mostrano appunto un'altra criticità, gli asfalti, perché le piogge vanno a danneggiare asfalti già particolarmente danneggiati dagli anni passati, dal tempo del passato, e quindi qualche weekend dopo con la maggioranza, insomma, con molti consiglieri, per noi è stata quasi una festa. Siamo andati a fare un po', a tappare un po' di buche, abbiamo buttato giù qualche decina di quintali di asfalto sulle buche del nostro territorio e abbiamo concluso tutto con un brindisi in compagnia fra noi consiglieri. Insomma, mi ricollego alle parole del collega, cioè non deve essere un esempio. C'era questa emergenza, c'era questa necessità, ce ne sono ancora nel nostro territorio, e quindi insomma di fronte a queste emergenze non possiamo assistere e basta. Me lo sono chiesto infatti qualche giorno prima: cosa posso fare per far bello il mio territorio, e questa è stata la risposta che ho voluto darmi. Sicuramente ce ne sono molte altre, questa è quella che ho dato io, ecco. E ci tengo anche a aggiungere che dopo questo fatto, insomma, nella provincia di Rovigo un po' è stato conosciuto, ho scoperto tanti altri colleghi che ciascuno ha qualcosa a cuore, chi si occupa di marciapiedi, chi va a tagliare particolari parchi, quindi non è una cosa isolata. E un'altra cosa secondo me importante, che molti cittadini già fanno opere in tal senso senza tanta pubblicità, cioè ci sono molti cittadini che hanno adottato magari piccoli spazi verdi o anche spazi più grandi in prossimità delle abitazioni, oppure spazi che hanno a cuore. Quindi secondo me è una cosa che va diciamo diffusa, ovviamente fermo restando tutti i termini e tutti i temi in termini di sicurezza, però insomma all'interno di un parco penso si possa fare qualcosina. Ecco, Sindaco, lei fa anche l'accompagnatore, è vero?
Sì, ho voluto, come avete contattato, parlarvi anche dell'esperienza di animazione estiva con l'assessore ai servizi sociali, ma anche in quell'occasione col vice sindaco, essendo un po' preoccupati. Abbiamo un'animazione estiva che sta andando molto bene, quindi abbiamo molti ragazzi che hanno scelto di partecipare alla nostra animazione estiva. E quindi avevamo appunto diverse uscite e ci sembravano pochi i nostri animatori. Allora ci siamo offerti noi della Giunta di accompagnarli in almeno un paio di uscite, ecco, e quindi siamo andati anche noi a fare gli animatori per un giorno. Ecco, complimenti per il cappellino, Sindaco. Sindaco Mosole, cosa ne pensa? Siamo in linea, perché poi vabbè, adesso magari girano le foto nostre con Tosa Erba e del cespugliatore, ma in realtà sono cose che facciamo. Il collega ha fatto l'accompagnatore, io ogni tanto do una mano ai volontari che distribuiscono i pasti caldi alle persone che ne richiedono. Si fa. Se poi, per carità, fossimo magari in comuni più grossi, con strutture diverse, è chiaro che si mantengono distinti i ruoli, ma nei nostri, dove ormai c'è una vicinanza strettissima, ma non solo all'interno della struttura, anche il cittadino viene, anche senza appuntamento, viene tranquillamente nel mio ufficio e sono là. Si fa. Siamo comunità, ragioniamo da comunità. E poi siete le nuove generazioni degli amministratori che hanno anche delle modalità magari diverse dal passato. Allora siamo in chiusura, chiederei alla regia di inquadrare dal sito della Tribuna di Treviso quest'altra notizia, no? Altro caso ancora, Vittorio Veneto, l'assessore ripulisce il monumento imbrattato dai vandali, Barbara De Nardi ha raccolto le immondizie abbandonate davanti al monumento ai cavalieri di Vittorio Veneto, intollerabile trasformare un omaggio alla memoria di chi ha combattuto una guerra, alcuni anche due, in un bidone per i propri rifiuti. E anche qua non si è chiamato nessuno, l'assessora con la figlia ha sistemato il monumento a proposito, insomma, dell'arrangiarsi. Allora io ringrazio moltissimo Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, ed Egisto Marchetti, sindaco di Ceregnano. Sindaco Marchetti, buona prosecuzione delle meritate ferie, visto quello che ci ha raccontato. E grazie. Grazie. Un saluto. E il sindaco Mosole invece aspetta per andare in vacanza, mi ha detto prima, ci vorrà ancora del tempo, ci sono lavori da fare, da proseguire. Esatto. Grazie mille. Allora, in chiusura so che devo terminare, ma chiederei gentilmente alla regia di mostrarci le immagini, visto che è una notizia curiosa, del pronipote di Varennes, perché è stato adottato con una sottoscrizione pubblica da un comune padovano un cavallo pronipote appunto del campione Varennes, diventato cavallo da corsa superando un test a Cesena, e nel giro di un mese dovrebbe partecipare alla prima gara. Il progetto per un cavallo del popolo è partito lo scorso anno, ha coinvolto il sindaco e un centinaio di cittadini di Galliera Veneta, lo vedete, e dunque questo cavallo d'eccellenza, 100 sottoscrittori avevano pagato una quota di 80 euro a testa per acquistarlo, ma dopo la sua qualifica il valore è sicuramente aumentato. Eccolo qua. Vi ricordo Dopo di noi, il documentario Impronta umana sul carbonio, dalle 14:30 il film City of Ghost. Grazie come sempre a tutti per essere stati con noi, grazie all'ospite qui in studio e un buon proseguimento con i programmi del pomeriggio.